Professore Tessari, ma in un tempo di crisi così evidente, così forte da tanti punti di vista economico, politico, morale, destinare forze, energie anche da parte delle amministrazioni, del sostegno delle istituzioni per una rassegna di presepi ha comunque senso? Ha senso perché la natività rappresenta l'uomo ed oggi in questo momento c'è bisogno di grande umanità. I momenti di difficoltà si superano attraverso l'umanità e credo che non c'è niente di meglio che la natività, un Dio che si fa bambino per rappresentare l'umanità intera. Quindi assolutamente la crisi si supera attraverso l'uomo. Ci sono segnali di speranza visti dal punto di vista dell'amministrazione provinciale riguardo la situazione economica in particolare del veneziano? La situazione economica del veneziano è particolarmente in crisi. Abbiamo molti lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, ci sono molti licenziamenti. La speranza è che i provvedimenti che in questo momento sono stati adottati possano davvero non solo far cassa, recuperare un debito sovrano cosiddetto, ma possano esserci degli incentivi per le aziende perché questa situazione occupazionale possa davvero migliorare. In un tempo di crisi così forte dal punto di vista economico, culturale, morale, ha un senso diverso fare un'iniziativa di questo tipo, una rassegna dei presepi? Credo sicuramente di sì, oltre a rappresentare delle opere d'arte perché alcune sono veramente belle, ma ci ricordano questo evento, potremmo dire, per ogni uomo, anche se coinvolge in particolare i cristiani, però per ogni uomo, perché? Perché Dio che si fa bambino, che si fa vicino all'uomo, implica riscoprire questa umanità nuova vuol dire che è un'umanità solidale. Abbiamo vissuto giorni fa questi fatti di violenza e di razzismo che certamente ci inquietano. Il Natale ci dice che non è possibile questo perché Dio si mette l'uomo in ogni colore di pelle, in ogni situazione, da quelli più poveri a quelli meno poveri. E secondo, credo che ci apra la dimensione della solidarietà e della speranza. Solidarietà di fronte a chi ha perso il lavoro, di fronte a chi vive la fatica della precarietà della vita. Ecco, ci dice che l'uomo, il cristiano, il credente deve aprirsi a un'accoglienza di tutti e anche un aiuto concreto. E poi credo che chi ha responsabilità nel sociale, nel politico e nell'economico non può dimenticarsi che il Natale vuol dire l'impegno concreto per l'uomo, che l'uomo abbia sempre una sua dignità e il lavoro è ciò che dà dignità al mondo.